Superstrada pedemontana veneta, è bufera sul no da parte della regione agli sconti. Gli artigiani veneti sono sul piede di guerra, lo stop alle agevolazioni ai residenti è un duro colpo per l'economia. Parlano di un errore e quindi chiedono alla regione di ripensarci. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 10 giugno 2022, la prima notizia del giorno riguarda il caos e le polemiche sulla scontistica relativa alla superstrada pedemontana veneta, una scontistica che in realtà non ci sarà, doveva riguardare i residenti nei territori, nei comuni interessati dal passaggio della pedemontana, una strada che collegherà Montecchio in provincia di Vicenza con il Trevigiano, non ancora completata, ma già è arrivato il no da parte della regione, la scelta quindi di non concedere sconti ai residenti sui pedaggi della superstrada pedemontana. Il commento degli artigiani, del presidente veneto di Confartigianato Roberto Boschetto, che attacca appunto questa scelta della regione e dice: devono ripensarci, serve un'agevolazione del 30% almeno per 10 anni. Non è una questione di vacanze al mare o in montagna, ma di economia del territorio e qualità della vita. Una vera e propria rivolta, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi di oggi, specie considerando i guai patiti dall'economia negli ultimi 2 anni e le notizie di questi ultimi giorni del sorpasso dell'Emilia Romagna rispetto al Veneto sotto tutta una serie di indicatori economici, tra i quali l'export e anche la crescita del PIL. C'è ora il tema del caro carburante naturalmente e quindi artigiani uniti, perché assieme a Confartigianato anche Casa Artigiani e CNA si uniscono nella polemica, anche perché la doccia gelata, come scrive Mattia Toffoletto in questo articolo appunto sui quotidiani del gruppo Gedi, è arrivata dopo un anno di solleciti nei confronti della regione provenienti proprio da quelle categorie economiche, appelli caduti nel vuoto perché la posizione di Elisabetta Pellegrini, dirigente della regione e direttrice della struttura di progetto pedemontana veneta, ecco, la posizione è drastica e netta. Al cospetto della Commissione Consigliare Ambiente e Territorio di Montecchio Maggiore ha detto chiaramente: niente sconti, al momento non sono possibili, l'opera è costata e si deve ripagare. Il tutto mentre si attende l'apertura del casello di Spresiano in provincia di Treviso, passaggio strategico ormai alle porte. E quindi di nuovo, già ieri ve ne avevo parlato, oggi ritorna naturalmente il conteggio dei costi, tariffe alla mano, il costo è di 16 centesimi al chilometro. Un pendolare nella tratta Malo-Montebelluna ad esempio spenderebbe 20 euro al giorno per coprire 65 chilometri soltanto in andata e ritorno. Stiamo parlando di un'opera pubblica, quante volte dobbiamo pagarla? Incalza Boschetto appunto di Confartigianato, utilizzando un tema, un'argomentazione, questa dell'opera pagata più volte dai cittadini, che già in passato era stata utilizzata dalle opposizioni in consiglio regionale. Dobbiamo incentivarne l'utilizzo, dice Boschetto, le tariffe agevolate andrebbero in questa direzione. L'avevamo domandato in tempi non sospetti già un anno fa. In realtà appunto il dibattito sulle agevolazioni, sugli sconti per la superstrada pedemontana, in realtà sui costi della superstrada pedemontana, è un dibattito ormai antico che dura ormai da un decennio. In ogni caso il presidente di Confartigianato rincara la dose, dice: già l'aspettiamo da una vita questa strada, ora che finalmente la stanno finendo decidono di penalizzare economia residenti. È noto come qualsiasi opera pubblica assicuri la crescita economica nelle aree limitrofe, argomenta Boschetto. È noto come ogni infrastruttura serva a sviluppare aree commerciali. Credo sia intelligente, direi quasi obbligatorio, garantire sconti. Un buon amministratore deve pensarci. Le ultime notizie sono state una doccia gelata. Mi auguro che la regione faccia un passo indietro. Già veniamo da anni difficili, Covid, caro energia, il problema della
reperibilità delle materie prime. Quindi Confartigianato durissima contro la regione guidata da Luca Zaia, e la CNA del Veneto non è da meno, chiede agevolazioni quantomeno per i lavoratori pendolari, solo così si può favorire l'utilizzo della strada già basso nel tratto finora aperto rispetto alle reali potenzialità. Questa è la sottolineatura di Ribon Matteo, segretario della CNA del Veneto, secondo il quale incentivare l'utilizzo della pedemontana, che appunto adesso è utilizzata veramente molto poco, significherebbe decongestionare i centri abitati, la viabilità ordinaria, con quindi una riduzione dello smog. L'opera va ripagata, dicono, se ne rafforzano l'utilizzo, quindi anche tramite la contistica, di certo il ritorno economico ci sarà. Il rischio in caso contrario è di ritrovarci con un'opera a metà, dice sempre Ribon. Mi aspetto un ripensamento. E Casa Artigiani Veneto con Franco Storer dice di non essere stupito che la regione continui a rimandare l'introduzione degli sconti per residenti e operatori locali. A incidere forse è stata la scelta di alcuni amministratori locali di dare priorità ai finanziamenti delle opere complementari, quindi questo è un ulteriore tassello che si aggiunge alla polemica. Di certo i costi del pedaggio sono molto cari, dice Casa Artigiani, e se aggiungiamo il rincaro del prezzo del carburante è facile comprendere perché molti operatori, tanti cittadini dell'area pedemontana, preferiscano già oggi percorrere la viabilità tradizionale, che almeno è gratis. Questo insomma è il quadro della polemica sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi sulla superstrada pedemontana veneta, una strada costosissima e non ancora completata, realizzata e gestita dalla regione. Quindi artigiani contro la regione Veneto e quindi l'amministrazione regionale di Luca Zaia, ma noi voltiamo pagina e ci spostiamo a Padova, dove ieri c'è stata la commemorazione, l'omaggio a Enrico Berlinguer. Era il 7 giugno 1984, giorno dell'ultimo comizio di Enrico Berlinguer a Padova, in Piazza dei Frutti, piazza che ieri invece 9 giugno ha accolto Pierluigi Bersani insieme a Sergio Giordani, sindaco di Padova, centinaia di persone davanti al monumento in memoria di Berlinguer. Assieme a loro c'erano Umberto Zampieri, presidente della Fondazione Nuova Società, Flavio Zanonato, direttore del Centro Studi Ettore Luccini, Piero Ruzzante, già parlamentare e consigliere regionale, e tanti altri. Vive nell'idea che la politica abbia a che fare con la serietà e la coerenza. È il suo più grande insegnamento. Questo è il ricordo di Bersani, le parole con cui ricorda Enrico Berlinguer. Sulle pagine del Mattino di oggi un'intervista di Albino Salmaso a Pierluigi Bersani. Il titolo: i partiti devono ripartire da programmi chiari e da valori come onestà morale e coerenza. Se Berlinguer fosse ancora tra noi direbbe: fate davvero nascere la Seconda Repubblica. Insomma, un'esortazione. È necessaria una legge elettorale proporzionale che garantisca stabilità al paese, dice Bersani. La prima emergenza però si chiama inflazione e ci vogliono rinnovi contrattuali che non siano al 2% ma al 7%, quindi in grado almeno di coprire l'inflazione. L'ultima domanda che Albino Salmaso fa a Pierluigi Bersani è naturalmente sulle elezioni amministrative di Padova. Domenica si vota anche qui. Cosa ne pensa di Giordani? È un bravo sindaco, dice Bersani, che sa ascoltare e dialogare. Il nostro candidato è un giovane operaio, Alessandro Tognon, è entrato nella lista del PD come segno concreto del patto progressista. Quindi domenica 12 giugno le elezioni comunali a Padova, ma non solo, anche a Verona e in un'ottantina di comuni sul territorio della Regione Veneto. Proseguiamo con una serie di notizie flash. A Vicenza la manifestazione con 4 minuti di silenzio per le 2 donne assassinate per mano dello stesso uomo nello stesso giorno. Ne abbiamo parlato ieri su questo podcast di questa notizia drammatica, la strage delle donne, e allora oggi sul
Corriere del Veneto, il silenzio e gli occhi lucidi per Lidia e Gabriela, siamo tutti annichiliti. In piazza dei Signori Vicenza anche il figlio e il compagno di una delle donne uccise. Martedì ci sarà un consiglio comunale monotematico contro i femminicidi voluto dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Ci spostiamo a Treviso invece per un episodio di cronaca. Disperso un elicottero atteso nel Trevigiano, a bordo 6 imprenditori e il pilota era un padovano. Partito dalla Toscana, era diretto alla Rotocart di Resana, un'azienda che realizza prodotti semilavorati e finiti di carta. L'ultimo contatto: siamo dentro un temporale, le ricerche si stanno svolgendo in una zona impervia dove è stato tracciato il cellulare del pilota. Siamo sugli Appennini, ma facciamo un passo indietro, vediamo la ricostruzione del fatto sui quotidiani locali di oggi, ad esempio il Corriere del Veneto. L'elicottero con 7 persone a bordo, il pilota italiano, 4 cittadini turchi e 2 libanesi, risulta disperso sull'Appennino al confine tra l'Emilia e la Toscana. Era partito alle 9:30 dall'aeroporto di Capannori Tassignano in provincia di Lucca ed era diretto a Castelmino di Resana nel Trevigiano, sede appunto della Rotocart SPA, azienda che opera nel settore della carta. Gli stranieri erano buyer, ospiti dell'azienda che ha organizzato il viaggio con visita ai propri impianti. E allora leggiamo anche sul Gazzettino: paura nei cieli, disperso elicottero diretto a Treviso, a bordo 7 persone, viaggio proposto dalla Electric 80 di Reggio Emilia per mostrare ai clienti l'impianto modello. Il velivolo era atteso a Castelmino di Resana per il 3° giorno consecutivo, ricerche al confine tra Emilia e Toscana. Sui quotidiani del gruppo Oggetti un titolo dal taglio un po' diverso: elicottero disperso, il pilota è padovano, ricerche al confine tra l'Emilia e la Toscana, era atteso nel Trevigiano. Corrado Levorin trasportava 6 imprenditori e stranieri. C'è il profilo del pilota, istruttore nel veneziano. Corrado Levorin fino a 7 mesi fa faceva l'istruttore per la ASD Ala Salese con ave superficie a Santa Maria di Sala, poi spostata a San Stino di Livenza. L'elitaxi era stato noleggiato dalla Avio Helicopters di Tiene. L'ultimo contatto nel modenese, ma ancora nessuna traccia. Alle 21 di ieri sono state interrotte le ricerche, che sono già riprese stamattina. Si cerca anche con rilevatori termici di vita di ultima generazione. Voltiamo pagina per l'ultima notizia di oggi, sempre da Treviso, un altro fatto di cronaca. In 3 tentano l'evasione, 2 subito presi in carcere, il più pericoloso è in fuga. La notizia sul Gazzettino di oggi di una tentata e in parte riuscita per ora almeno evasione, come in un film, quindi una storia condita di romanticismo, diciamo, nella cronaca di oggi. Hanno segato le sbarre con della cella e si sono calati a terra usando delle lenzuola legate per ricavarne delle corde, come in un film. Il fuggiasco, cioè quello dei 3 che è ancora in fuga, era in cella per tentato omicidio, rapina e droga. Il commento del sindacato della polizia penitenziaria: ci sono grandi buchi nel sistema penitenziario, in 1 anno e mezzo sono scappati in 8. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata, un buon fine settimana, noi torniamo a sentirci lunedì prossimo.